Un saluto ai nostri amici telespettatori, ben ritrovati alla rubrica settimanale Qui Udine. In piazza San Giacomo a Udine la magia del Natale si accende con l'inaugurazione della casetta di Babbo Natale e l'arrivo del Ludobus. Cori, concertini, rappresentazioni a tema natalizio, giochi e laboratori allieteranno le famiglie ogni fine settimana fino a Natale. È appena stata inaugurata la casetta di Babbo Natale qui in piazza San Giacomo e già cominciano ad arrivare i visitatori. I bimbi sono molto incuriositi dalla struttura, ma con noi c'è Emanuela di Arte Eventi del Comune di Udine, che organizza proprio, che si occupa dell'organizzazione degli eventi che si svolgono in questi giorni qui in piazza San Giacomo. Certamente, noi ringraziamo il Comune di Udine per questa opportunità che ci hanno dato e questa fiducia. La cooperativa Arte Eventi è lieta di accogliere tutti i bambini. Saremo qui da oggi fino alla giornata della vigilia, il 24. Vi aspettiamo con la nostra Elfa Giulia che accoglie tutti i bambini, le letterine dei bambini. Avremo anche dei laboratori al pomeriggio e anche l'arrivo di Babbo Natale. Mi raccomando, sabato 17, sia al mattino che al pomeriggio, avremo Babbo Natale che accoglierà i bambini sulla sua poltrona e magari esaudirà anche i loro desideri. Isotta di Arte Eventi si occupa di giochi perché nel frattempo è arrivato il Ludobus ed è anche cascata una bella muraglia appena realizzata con i Lego. Sì, è uno dei giochi preferiti dei bambini, quella di far crollare le torri. Il Ludobus è gestito dal Comune di Udine, che ringraziamo, ed è un furgone pieno di giochi che porta il gioco dove il gioco non c'è. Questa piazza, se passate in qualsiasi altra mattinata di domenica, non è così viva, non è così piena. E invece oggi, come potete vedere, ci sono un sacco di bambini, ma anche un sacco di grandi che inizieranno a giocare. E il gioco è uno strumento potentissimo, sia per il benessere delle persone che per l'apprendimento dei più piccoli. E poter portare il gioco dove il gioco di base non c'è è uno strumento fondamentale. E all'interno della casetta, qui in piazza San Giacomo, oltre all'elfo, e in questo momento anche oltre a Camilla, troviamo Babbo Natale, anzi no, troviamo l'assessore ai grandi eventi del Comune di Udine, Maurizio Franz. Beh, soddisfazione vedere, no, come è stato recepito questo evento, perché appena inaugurato e già la piazza è gremita, si vedono famiglie, bambini con i genitori, stanno giocando tutti insieme, quindi soddisfazione. Sì, è una grande soddisfazione per la nostra amministrazione e devo ringraziare poi tutti quelli che hanno collaborato per l'organizzazione di questo evento, dall'Ufficio del Turismo ad Arte Eventi alla Filologica Friulana, per realizzare non solo la casetta ma soprattutto tutti i contenuti di questa importante manifestazione che, ricordo, parte oggi ma durerà fino alla vigilia di Natale, quindi fino al 24 di dicembre. Dalla Sicilia siamo arrivati per festeggiare l'Immacolata a Udine, in questa bellissima cittadina. E ora siamo tra i giochi natalizi con i bambini, è una festa anche delle famiglie. E sono qui con mio figlio e stiamo facendo questa attività natalizia, siamo molto contenti, quasi tutti, diciamo, di questa esperienza. E ringrazio insomma il Comune di Udine di questa cosa che stiamo facendo. Il gioco è fondamentale proprio perché sviluppa le capacità creative, fa sì che i bambini poi prendano anche delle iniziative all'interno del gruppo, le capacità logiche, è davvero fondamentale anche per gli adulti, perché bisogna giocare sempre, a tutte le età. Una città che gioca è una città che cresce. Partiranno entro l'inverno i lavori di realizzazione della pista ciclabile di oltre 5 km che collegherà Udine con Cargnacco. Un'opera il cui iter è cominciato 5 anni fa, che però ha subito un brusco aumento dei costi. Rispetto al 1.300.000 euro previsto, la spesa finale supererà i 2 milioni.
Più di 600.000 euro in più rispetto al progetto datato 2018-2019. La pista ciclabile che collegherà Piazzale Cella a Udine con Cargnacco, frazione di Pozzuolo, costerà il 50% in più rispetto a quanto originariamente previsto. Colpa dei rincari e dell'aumento dei costi delle materie prime e di un iter burocratico e regolatore molto complicato. La ciclabile, che per buona parte del suo percorso seguirà via Lumignacco, costeggerà la ferrovia e attraverserà diversi incroci, uno su tutti quello di via Selvuzis, già teatro di decine di incidenti e che presto diventerà una rotonda. In tutto sono più di 5 km, sono 5 km di 250 metri circa ed è vero, è un'opera importante, casa lavoro, casa scuola, sapete, sono nelle priorità regionali e anche della Giunta Fontanini locale, quindi abbiamo cercato di già da subito, dal 2018-19, di imbastire quello che era un progetto di fattibilità. Il costo è, noi avevamo 1.370.000 che c'era stato dato dalla Regione e abbiamo dovuto incrementare anche con l'aumento prezzi, adesso revisione eccetera, di 670.000 euro. Siamo già in contatti con la Regione, che loro hanno un fondo per la mobilità lenta e quindi pensiamo di ottenere anche questi soldi per terminare il progetto, diciamo, definitivo in tutte le sue forme, partire con l'esecutivo in breve tempo e poter fare la gara per l'inizio dei lavori. All'interno di Palazzo Daronco, sede del Comune di Udine, è stato inaugurato uno spazio dedicato alle mamme e ai neonati. Si chiama Baby Pit Stop ed è a disposizione della cittadinanza e di chiunque abbia bisogno di uno spazio attrezzato con un fasciatoio. Uno spazio aperto al pubblico nel cuore di Salone del Popolo. È questo Baby Pit Stop, l'angolo dedicato alle mamme e ai neonati all'interno del comune, riservato al cambio pannolini e all'allattamento. Uno spazio a cui chiunque potrà accedere nel momento del bisogno, siano cittadini o turisti. Udine vuole diventare una città a misura di mamma e bambino e credo che con questo concretamente lo abbia dimostrato, pertanto nel proprio palazzo comunale, quindi nella propria casa, ha voluto attuare questa stanza allattamento, riposo, ricovero, cambio pannolini eccetera, proprio per dimostrare quanto abbia a cuore le politiche della famiglia. E quindi nel Salone del Popolo è stato ricavato questo angolo che io trovo sia stato fatto anche molto bene, molto accogliente, accessibilissimo, con gli orari più ampi che si possono avere a disposizione. Ecco, questo spazio, lo raccontava l'assessore, è nato dalla richiesta di fatto delle opposizioni. Qui c'è la consigliera comunale Capozzi, in particolare del Movimento 5 Stelle, però ha ricevuto l'approvazione di tutto il Consiglio. Questo progetto nasce un po' di anni fa, in particolar modo nasce da una collaborazione fattiva che ho avuto con la dottoressa Valentina Gallo e con l'Ordine della Professione delle Ostetriche di Udine e Pordenone. E ritengo che sia un diritto di ogni genitore, di ogni famiglia, appunto, godersi in massima libertà la propria città senza incontrare le difficoltà logistiche date dall'avere dei bambini piccoli. Sono cominciati a Udine i lavori di sistemazione di via Rivis, strada storica che mette in collegamento via Grazzano con via Poscolle. Da almeno 30 anni gli abitanti del quartiere chiedevano interventi per mettere la via in sicurezza. L'impresa che ha già iniziato i lavori praticamente interverrà sia nella parte strutturale laterale, quindi rifacendo completamente i marciapiedi dall'asfalto in porfido, più viene rimessa a livello l'intera via, quindi praticamente l'asfalto verrà fatto dopo. Inoltre lateralmente verranno creati tutti i sistemi dei lodges che servono anche per i disabili e quant'altro, e non ci saranno problematiche di attraversamento e neanche di collegamento con le vie laterali, perché non dimentichiamoci che lì c'è via Quintino Sella che congiunge l'Andreuzzi e poi c'è via Poscolle in fondo, ma la via è storica e quindi ha un'importanza strategica per il centro della città e raggruppa non solo il quartiere e una grossa parte della, diciamo, nascita della città di Udine in quel territorio, ma soprattutto raggruppa anche il museo etnografico lì vicino e quanto è importante la chiesa di via Grazzano, che proprio è il fulcro, il centro, diciamo, del quartiere. 3.500 euro in favore di un'associazione sportiva che si occupa di salute e disabilità. La decisione è stata ratificata in giunta su proposta dell'assessore Falcone.
Abbiamo deliberato un contributo straordinario, un'associazione che si occupa di portare allo sport le categorie con disabilità psicofisiche e non solo, perché ci sono varie forme di disabilità, e questa associazione è un punto di forza del nostro territorio che convoglia ragazzi che arrivano addirittura dal Veneto, da Mestre, a Venezia. Diciamo che è un'associazione molto attiva che dà l'opportunità ai propri associati anche di fare le diverse discipline di sport, dallo sci, dal nuoto al calcio. È veramente trasversale. Nei precedenti anni, a seguito del Covid, ha dovuto ovviamente operare con dei rincari dei costi legati alla prevenzione dello stesso virus, quindi per cui si è trovata ad affrontare dei costi maggiori. E noi, sensibili a questo tipo di attività, soprattutto per coloro che hanno una difficoltà nel poter normalmente ricevere queste bellissime emozioni che sono date dallo sport, e quindi abbiamo premiato, diciamo, questa associazione nella richiesta di questo contributo, perché assolutamente non possiamo astenerci dall'aiuto assoluto, sì, è doveroso. E per questa settimana è tutto, ci vediamo fra 7 giorni sempre con la rubrica Qui Udine, notizie dal capoluogo del Friuli. Arrivederci.